Alessandro Donisi al termine della finale di Coppa Italia di Serie C1 maschile di futsal, vinta 5-3 con merito direi dallo Sporting Altamarca. Mister, è stata una bella partita, eravate la squadra favorita, avete tenuto il favore del pronostico e non era facile. A chi dedica questa vittoria, insomma, come la vuole analizzare? No, vincere non è mai facile, anche se sei favorito, ma noi eravamo arrivati qua, basta vedere le nostre distinte con molte assenze e molti giovani. Forse solo oggi abbiamo avuto una rotazione quantomeno di 7-8 giocatori. La dedico a chi? A tanta gente, a chi è venuto a guardarci, alla società che ci sostiene, la dedico al mio staff che mi dà una mano, col quale senza di loro farei molta più fatica, e a questi giocatori che non si sono mai fermati, che da 5 mesi stanno tenendo ritmi importantissimi, e quindi, come dico sempre, poi alla fine in campo vanno loro, quindi merito loro soprattutto. Diego Guidolin, capitano dello Sporting Altamarca, al termine della finale di Coppa Italia di Serie C1 maschile, vinta 5-3 dallo Sporting. Diego, una grandissima soddisfazione, l'anno scorso vi era sfuggita questa finale, tu eri in campo, avete perso contro un avversario più forte, quest'anno eravate voi i favoriti e siete stati, direi, più forti nel complesso, avete meritato di portare a casa questo titolo? Ma meritata, diciamo di sì, nell'arco delle 3 giornate può anche essere, però Rossano è stata una gran avversaria, si è dimostrata una gran squadra e sicuramente ci darà del filo da torcere anche in campionato. Una dedica speciale per questo trofeo? Questo trofeo sicuramente lo dedico a un nostro dirigente, purtroppo poco prima delle vacanze è venuto a mancare, quindi questo trofeo è tutto per il nostro amico Ermanno. Matteo Peruzzo, tecnico dello United Futsal Rossano, al termine della finale di Coppa Italia di Serie C maschile di C1 maschile di futsal, persa 5-3. Mister, è stata una bella partita, diciamo, nel complesso, avete anche trovato il vantaggio 2-1 ad un certo punto, però insomma forse lo Sporting ha dimostrato di avere qualcosa di più questa sera rispetto a voi. L'obiettivo nostro era rimanere in partita il più possibile, cercare di fare magari lo scherzetto alla fine, i ragazzi hanno dato tutto, forse anche qualcosa di più. Ci abbiamo provato fino alla fine, purtroppo ci è andata male, ma siamo comunque soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Alessandro Demetrio Casara ha reinventato questa sera a pivot dello United Futsal Rossano, ma con successo, 3 gol per te. Purtroppo la finale non è andata come speravate, ci avete messo grande cuore, grande carattere, potevate forse aggiustare nel finale quando l'espulsione vi ha definitivamente tagliato le gambe. Comunque direi un'ottima prova vostra in questa manifestazione. Sì, penso che abbiamo dato tutto quello che potevamo dare. Dopo 2 giorni di partite non è facile, però siamo stati lì fino a 2 minuti dalla fine, quindi c'è poco da dire, pochi rimpianti da avere. Quello che avevamo l'abbiamo dato, però è andata